organizzatori hanno fatto i salti mortali per portare a termine questa gara, perché veramente abbiamo dovuto combattere contro il freddo e contro le intemperie, insomma, però hanno raggiunto il loro obiettivo, ma soprattutto il loro obiettivo l'hanno raggiunto grazie agli 80 equipaggi che hanno risposto sì all'appello, perché nel tempo in cui stiamo vivendo portare 80 equipaggi a una partenza di una gara io penso che sia una cosa non facile, e questo vedrete durante il corso dell'anno, seguendo tutti i rally, quante manifestazioni potranno portare così tante vetture. Pertanto un applauso sicuramente va agli amici dell'RST, che vuol dire che ancora una volta hanno organizzato una buona gara e soprattutto che voi partecipanti avete creduto in questa gara. Prima di iniziare ufficialmente la premiazione, ovviamente un saluto e un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione, e partendo ovviamente dalla direzione gara, dal collegio dei commissari e verificatori tecnici e sportivi, la segreteria, la sala stampa, i cronometristi, i radioamatori, i commissari di percorso, la protezione civile, il 118 con tutte le sue varie croci, perché non le conosco tutte quante, pertanto li accomuno tutti. Siccome la classifica è variegata, noi cominciamo a consegnare e a premiare in ordine numerico, non in ordine di classifica. La classifica la scoprirete insieme seguendo le mie parole. Facciamo entrare questa prima vettura. Poi per carità, un grosso grazie ai tecnici che hanno fatto un lavoro improbo, un lavoro incredibile, sono stati bravissimi, gli faccio il mio applauso personale, perché da ieri che stanno combattendo contro il vento abbiamo avuto la prima disavventura questa mattina alle 7, l'hanno risolta in modo brillante, bravi ragazzi e complimenti. Dinanzi a voi sono partiti questa mattina alle 7:30 con il numero 1, con questa Fiat, anzi no, con questa Abarth 500, per carità, con questa Abarth 500. Allora sono Michele Tassone con Fabio Grimaldi. A loro la domanda ovviamente di rito e d'obbligo è questa: l'emozione di essere partiti col numero 1? È unica, penso. non c'è paragone. Peccato che non siamo riusciti a partire in prova speciale col numero 1, perché abbiamo avuto dei problemi in partenza stamattina, però va bene. Ecco, ricordiamo che stamattina purtroppo hanno preso il via a spinta, hanno subito pagato, è per questo che si trovano un po' penalizzati in classifica, ma io che sono andato a vederli personalmente, finalmente ho avuto il piacere di gustarmi una prova speciale, devo dire che sono andati fortissimo. Adesso ovviamente pregherei un incaricato dell'RST, intanto vi faccio scendere 3 secondi per ritirare il loro premio, perché all'equipaggio di Tassone Grimaldi su Abarth 500 correndo per la 07 Racing va il premio di classe secondi di classe R3T, ed ecco Patrizia Sciascia che viene a consegnare le coppe secondi di classe. Io aggiungo una cosa: siccome ho conosciuto questi ragazzi per una settimana, siamo stati insieme in giro per l'Italia, hanno fatto un'ottima gara al Giro d'Italia 2011 e spero veramente, vivamente, che siano presenti anche all'edizione 2012 che è stata presentata proprio venerdì. Grazie ragazzi, complimenti ancora, un applauso a Tassone Grimaldi. Piacere vederla, ringraziamo per questo Gianfranco Conti con Marco Barale che ci hanno portato questa vettura. Buongiorno. Allora, la gara com'è andata? Bene, ci siamo divertiti, non abbiamo guardato tanto i tempi, ma va bene così. Ho fatto divertire un po' il pubblico. E sicuramente il pubblico, ecco, chissà, applaude, ma io vorrei sentire l'applauso. Intanto vi scaldate, anche se con i guanti si sente poco l'applauso, vi capisco, però per coloro che non ce l'hanno. Allora, Gianfranco Conti con Marco Barale, 21esimi assoluti in classifica ufficiosa, noni di gruppo e secondi di classe, però purtroppo vi devo mandare a casa a mani vuote, strata con Casalini. Marco, forse com'è, una dormitina nei primi passaggi e una grande sveglia negli ultimi? Veramente il primo passaggio abbiamo fatto il semiasse dopo 1 chilometro e con 3 ruote capisci bene che ogni tanto si può fare. Poi abbiamo recuperato e ci siamo divertiti da matti
e sull'ultima prova abbiamo guadagnato 2 posizioni, quindi siamo molto soddisfatti. Allora Marco Strata con Andrea Casalini su Mitsubishi Lancer Evo corrono per l'SCR Motorsport. A loro diamo il premio, vado a vedere, siccome la classe non è costituita, purtroppo diamo il premio quello dei quarti assoluti e vincitori della classe N4, e ovviamente sono stati i migliori. Oltretutto, dove ero io? Ti ho visto scendere, vi ho visto scendere veramente forte, avete dato grande spettacolo. Sì, poi è quello che vogliamo fare ogni gara, perché poi alla fine i tempi contano perché li guardiamo sempre, però quando diverti il pubblico, ti batte le mani, c'è al massimo la limite unica. Grazie della vostra sincerità. Ciao Strata, Casalini, quarti assoluti. E siamo scesi dal podio, però non abbiamo ancora scoperto il podio, andremo a scoprirlo insieme e bisognerà aspettare ancora qualche istante. Abbiamo Paolino, benvenuti con Giusto, la gara in sintesi. Dai, piano piano cercare di togliere la luce, però è dura dopo che si ferma. Allora, a Paolo benvenuti con Mauro Giusti su questa Renault New Clio correndo per il Racing por Genoa. Abbiamo tanti premi, perché loro sono arrivati secondi di R3C e noni assoluti nella top 10. Bravi ragazzi. Andrea Zenoni con Sandro Pirotti correndo per il Rally Club Millesimo. Che tra parentesi ci sono anche i patroni del Rally Club Millesimo, qui che saluto e ringrazio. Sono arrivati 17esimi assoluti, quinti di gruppo e primi di R3T. Volevo fare un ringraziamento a Ragioniere Pedrazzani, Alberto, che ci dà sempre la possibilità di correre da ufficiali, tra virgolette. Niente, volevo ringraziarlo. Giusti ringraziamenti. Oltretutto te oggi correvi con 2 macchine, perché anche la sua c'ha scritto Zenoni Pirotti, cioè doppia pubblicità per te e ovviamente per la Pedrazzani SRL. Ciao Andrea, ciao, grazie. E qui un altro equipaggio che non si è risparmiato assolutamente, li ho visti andare veramente forte in discesa, hai dato gran spettacolo, avete dato gran spettacolo. Loro sono Pierpaolo Grassano con Anna Maria Amendola e Reganisso per gli amici. Allora Pier, la gara? La gara bene, dai. Stiamo migliorando con l'attrezzo qua. Bisogna dire grazie a chi ci sta lavorando, i vari Andrea, Roberto, insomma. Grazie alla Naviga che oggi ha avuto una voce meravigliosa, perciò. Vedo che qualcosa hai fatto a vista, Poverina, vabbè, capita. Comunque, direi tutto molto bene. Io prima ho visto una persona che questa macchina qua, cioè questo modello di macchina qua lo conosce molto bene. Abbiamo qui con noi avuto il piacere di vedere Sottile girare qua, che insomma è uno che con questa macchina qualche soddisfazione se l'è tolta. Cercheremo di togliertela anche noi, dai. Beh, già qualcosa vi siete tolti oggi, perché Pierpaolo Grassano con Anna Maria Amendola su questa Honda Civic Type R correndo per il Racing por Genoa sono arrivati sesti assoluti, secondi di gruppo e primi di classe, anche se la classe non è costituita. Però ecco le vostre coppe dell'assoluto. Sesti assoluti, Pierpaolo Grassano, Anna Maria Amendola. Ciao, grazie. Allora Luigi Minelli, navigato per l'occasione da Lady Touring su questa Renault Clio Williams correndo per il Team Elite, sono arrivati decimi assoluti, quarti di gruppo e quarti di classe. Chiudono la top 10. Allora Alberto Orengo con Laura Spagnoli su Renault Clio Williams correndo per la Meteco Corsi classe FA7 sono arrivati ottavi assoluti, terzi di gruppo e secondi di classe. Sono contento, oggi Vigo è stato bravissimo, complimenti a lui perché oggi ha dimostrato di essere veramente un gran pilota, quindi bravo Vigo. Hai fatto un sorpasso nell'ultima prova speciale, lo sai? Sì. Sono contento. Ecco qui le vostre coppe, ottavi assoluti e secondi di FA7. Allora Paolo Vigo con Nicola Beruti su Renault Clio Williams corrono per il Team Elite, sono arrivati quinti assoluti, secondi di gruppo, primi di FA7 e
vincitori del Memorial Roberto Melotto. In quanti, diciamo la provenienza, Albenga? In quanto appunto provenienti da Albenga, per ricordare un grande come Roberto Melotto. Si vede sicuramente la soddisfazione sul volto di questo equipaggio. Paolo Vigo con Nicola Berutti, ecco qui la gioia e la contentezza di questo equipaggio che si è portato a casa più coppe di tutti fino a questo momento. Abbiamo portato a casa 5 coppe e molto importanti, e bravo, complimenti perché hai fatto divertire il pubblico e hai tenuto sempre giù. Grazie. Senti con che note vi vado ad accogliere, è il minimo che potessi fare per un equipaggio che oggi ancora una volta, guardate il numero sulle fiancate, numero 71, sono arrivati terzi assoluti! Ma dai, è sempre una bella gara, qua organizzano sempre delle belle gare ed è un peccato mancare, e le prove sono belle, tutto bene, il freddo non faceva la differenza. Guarda, vi dico una cosa, peccato che oggi sulla prova speciale non c'era Betwin o tutti quegli altri siti delle scommesse, perché io ero in un punto dove c'erano parecchi piloti, parecchi navigatori, parecchi preparatori e le scommesse si sprecavano, pertanto c'era proprio... Allora, sentiamo anche il parere di Massimo su questa gara che ancora una volta tiratissima, è proprio... Cioè, la difficoltà di partire col numero alto quale può essere? Ma difficoltà nel senso che trovi a volte macchine in mezzo, come nell'ultima prova. Nell'ultima prova c'era una macchina in mezzo e abbiamo perso qualche secondo. Per il resto non cambia moltissimo. Però noi tra addetti ai lavori abbiamo detto più volte che sarebbe logico che l'organizzatore, che conosce i suoi concorrenti, dovrebbe far capire alla signora Xai che dice: questo qui che c'ha il numero 71, fammelo partire nei primi 10, sareste d'accordo o no? Sì, diciamo che potrebbe esserci un sistema molto semplice, l'organizzatore magari ha 5 wild card da dare a piloti magari che negli altri anni si sono distinti perché sono arrivati nei primi 10. Ecco, questa cosa è importante, bravo Massimo, hai detto una cosa importante, la wild card. Allora, Michele, ovviamente io ti devo chiedere due parole su questa prova che hai affrontato 4 volte, che dobbiamo, ecco anche Danilo che va a complimentarsi. Allora, 2 parole su questa prova, visto che tu la vedi con un altro occhio, non con quelli casalinghi. Ma io devo essere sincero, la prova è veramente completa e difficile, ma una bellezza che dalle nostre parti non so se si trova. Questo devo ammetterlo e voglio fare anche complimenti all'organizzazione perché hanno fatto veramente un bel lavoro. Allora, grazie di queste parole che giro a tutta l'RSD, che qui vedi parecchi componenti sono qua, capitanati dalla Patrizia Sciascia, con il capoluogo, con la Cinzia, con i Tomagnini, insomma, e con Giuse, e adesso i nomi di tutti non mi vengono in mente. Comunque, allora, una gran bella gara, oltretutto chi ti ha visto si è entusiasmato, ti hanno applaudito tantissimo, hai guidato sempre in un modo bello, pulito, scorrevole e molto divertente. Io voglio farvi i complimenti ancora. Allora, questo equipaggio che è venuto a trovarci dalla Toscana, Michele Rovatti con Daniele Fogli, secondi assoluti, primi di gruppo e primi di classe. Spegniamo i motori, andiamo ad aprire le porte. Signore e signori, per la prima volta sono felicissimo di andare ad accogliere un vincitore con queste note dedicate a loro, Dario Bigazzi, Luciano Campanella. Allora inviterei a questo punto a posizionarsi anche gli altri equipaggi davanti alle loro vetture, mentre sentiamo 2 parole al volo da Dario su questa gara che hai condotto dall'inizio alla fine. Sei stato simpaticissimo al primo riordine, hai detto devo scappare perché c'è Rovazzi dietro che spinge.
Sì, guarda, io più di 2 parole stasera ti devo rubare, perché inizio con i complimenti a Rovatti Fogli e ad Amelio Marinotto, perché oggi hanno fatto veramente un carone con macchine che sono assolutamente inferiori a quella che avevamo noi. E quindi prima di tutto complimenti a loro e all'organizzazione, a voi tutti, perché oggi ha funzionato tutto perfettamente. Poi devo fare un sacco di ringraziamenti. Devo ringraziare Luciano Coppe, che non è qua perché aveva altri impegni, che è il proprietario di questa macchina, che me l'ha prestata e ha dimostrato di credere in me come pilota, come altre persone che devo ringraziare, che sono la Dagda Sport, che sono stati fra i pochi che hanno dimostrato di credere in noi fin da subito. E poi ho lasciato per ultimo, perché il più importante, è un posto speciale nel mio cuore, che è Ricky Miele e tutti i ragazzi che lo seguono. Io ho cominciato a correre 15 anni fa con Super 105, siamo arrivati grazie a chi ha la possibilità di farla, a portargli una VRC, la gestisce con un'abilità che non è seconda a nessuno, e a questo punto penso che dovremmo portargli una Formula 1, perché oltre alla VRC non so cosa possiamo portare. Vero, hai parlato benissimo Dario, e complimenti che vanno subito girati rispettosamente alle persone che hai nominato. Luciano, 2 parole anche a te su questa gara. Cosa vi dicevate man mano che andavate avanti nei passaggi delle prove speciali? Così irripetibili. Io vai piano, tutto il giorno vai piano, stai esagerando, vai piano, stai esagerando. Ma io glielo dico sempre, quindi non è che è qualcosa di nuovo. E per quanto riguarda i ringraziamenti, ha già ringraziato tutti quanti lui e no, sono 16 anni che aspettavamo questo momento e oggi ce l'abbiamo fatta, dopo tante gare, tanti rally, tanti disavventure anche, l'abbiamo fatta. Quindi grazie a Dario e io egoisticamente devo dire, sono contento di esserci io qua a annunciare questa vittoria assoluta. Dimenticavo, ringraziamenti a Luciano, non perché, ma perché è qua. Perché grazie a lui anche che siamo qua oggi, si dà sempre tantissimo da fare, non soltanto per oggi che abbiamo avuto la mano di questo amico che ci ha prestato la macchina, ma la maggior parte delle ultime gare che abbiamo fatto le abbiamo fatte grazie a lui, perché è lui che riesce sempre a trovare la quadratura del cerchio. Io sono contento perché l'ultima volta che ci eravamo visti che avevi una macchina del genere non hai preso il via e mi è dispiaciuto molto e tu lo sai, e sono contento che hai recuperato la grande. Bene, ci siamo dilungati troppo, stai lì, allora andiamo a mettere sul cofano della vettura terza classificata le coppe per Danilo Amelio, Massimo Marinotto. Ora andiamo a mettere le coppe sul cofano di questa Renault New Clio di Michele Rovatti, Daniele Fogli, secondi assoluti. poi è un amico, anche se uno fosse carico di soldi, ci trova tutto. Ho cercato di trovare sempre la porta, davanti, ma... Ed ora andiamo a mettere le coppe in bella mostra su questa Peugeot 206 VRC che corre per l'occasione con la Dagda Sport. Dario Bigazzi, Luciano Campanella. Allora, con le note alte della musica è il momento del brindisi e non solo, questo è il podio della terza round di Andorra. Complimenti, ricordiamo ancora una volta il podio della terza ronda di Andorra, Memorial Roberto Melotto, sul terzo gradino Danilo Amelio, Massimo Marinotto che corrono per il Racing for Genova con la Peugeot 106, al secondo posto Michele Rovatti, Daniele Fogli per il Versilia Rally Team sulla Renault New Clio,
vincitori vanno ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della terza notte di Andorra su Peugeot 206 VRC Dagda Sport, Dario Bigazzi, Luciano Campanella. Ora col podio, scusate, io vorrei invitare gli addetti della RST, ecco qui, allora i responsabili della RST, gli organizzatori, grazie per la foto che poi ovviamente verrà messa sulla brochure del prossimo anno.